Buonasera, bentrovati a tutti, bentrovati agli Stati Generali dell'Economia 2025. Cominciamo subito, chiamo sul palco il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'onorevole Giancarlo Giorgetti. Grazie Ministro per onorarci della sua presenza. L'onorevole Riccardo Molinari, Presidente del Gruppo Lega alla Camera dei Deputati. Il Presidente della Commissione Attività Produttive, l'onorevole Alberto Luigi Gusmeroli, nonché Sindaco di Arona. Ovazione. L'onorevole Alberto Bagnai, Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nonché Capo Dipartimento Economia della Lega. Finito. Il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, il professor Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, special advisor di Confindustria, con delega all'autonomia strategica europea, al piano Mattei e alla competitività. La dottoressa Loretta Credaro, vicepresidente nazionale di Confcommercio, nonché il professor Angelo Miglietta, docente ordinario di Economia delle aziende e mercati internazionali, prorettore vicario dell'Università IULM Milano. Grazie naturalmente, ancorché pleonastico, un grazie a tutti gli organizzatori di questa straordinaria serata e a tutti quelli che ci supportano per far sì di poter essere qui questa sera in questa straordinaria location, e grazie ovviamente anche ai giornalisti presenti. Ministro Giorgetti, miglior Ministro delle Finanze del 2024, secondo il The Banker, pubblicazione prestigiosissima del Financial Times. Ministro, prima di esplorare chiaramente anche il contesto macroeconomico internazionale che l'insediamento di Donald Trump chiaramente rende uno dei temi dirimenti dell'attualità, due parole su banche e assicurazioni, dato che il tema del giorno ci aiuti a fare un attimo di chiarezza. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. Per chi non lo sapesse, di nuovo questa cosa la facciamo tutti gli anni, da un po' di anni, la nostra Davos pane e salame, lo definirei, diciamo così. No, ho preso questo premio The Banker, ma io non sono un banchiere, e allora, siccome leggo un sacco di cose, anche strambe, cioè bisogna capire esattamente la distinzione dei ruoli tra chi fa il banchiere e chi fa il politico, il ministro dell'economia e delle finanze. Il banchiere legittimamente mira a fare il profitto per i suoi azionisti, dare dividendi e magari realizzare un po' di stock option anche per lui. Ed è assolutamente legittimo che faccia e si immagini qualsiasi cosa. Chi fa il ministro delle finanze ha altre finalità, che sono finalità di interesse generale, che sono la stabilità del sistema finanziario, che sono la sicurezza nazionale, che è il fatto che le banche devono fare le banche, cioè erogare i prestiti alle imprese, specialmente le piccole e medie imprese, non fare altre cose pur di realizzare profitti. Allora, se uno ha idea della differenza tra perseguire il legittimo interesse privato e l'interesse generale, capisce anche poi le decisioni che si prendono. E quindi per questo motivo esistono poi degli strumenti come il Golden Power, cioè il Golden Power c'è semplicemente perché chi è al governo deve difendere quegli interessi generali, e non si fa soltanto in Italia, perché il mio collega spagnolo e il mio collega tedesco la pensano esattamente come me e tentano ovviamente nel modo migliore possibile di farlo. Poi le cose che leggiamo oggi, lo Stato persegue in finalità di interesse generale, non deve fare il banchiere, tanto è vero che noi abbiamo risanato il Monte dei Paschi, ne siamo usciti e ne usciremo anche definitivamente magari in futuro. Dopodiché
quello che ha fatto questo governo e avere dato fiducia in assoluta autonomia a un management che ha realizzato risultati, devo dire, eccezionali, che ha un disegno, che ha fatto una proposta di mercato. Se il mercato risponderà saremo contenti, se il mercato non risponderà ne prenderemo d'atto. Però io credo che sia assolutamente lineare, totalmente trasparente e nell'interesse appunto dell'economia italiana, che è fatta di banche e di imprenditori grandi, piccoli, piccolissimi, che alla fine realizzano appunto l'interesse generale. Quindi questo è secondo me lo schema con cui si devono leggere tutte queste cose. Quindi il risparmio è una cosa delicata e seria, è tutelata anche dalla Costituzione e quindi ci mancherebbe che il governo non miri a tutelarlo. Grazie, grazie Ministro. Del resto, come ha detto in chiusura di un suo intervento a ottobre dell'anno scorso, sa distinguere benissimo tra chi fa sacrifici e chi può farli, giusto per misurare il fatto che la politica debba stare sempre in mezzo alle persone e all'economia vera. Ministro, prima e dopo Trump, come cambiano gli assetti economici al di là e al di qua dell'Atlantico? Beh, cambia tutto. Io l'ho detto lunedì all'Ecofin, alla riunione dei ministri economici a Bruxelles, che c'è ogni mese, e credo che si percepisca chiaramente l'agenda di Trump su tutta una serie di materie, dall'ambito fiscale a quello commerciale, oltre alle materie non economiche, però qui rimaniamo fermi a quelle, imporrà sicuramente a tutto il mondo e in particolare all'Europa di cambiare decisamente e politica e passo. Questo vale anche per la politica industriale. È chiaro che il cambiamento di impostazione sul Green Deal imporrà evidentemente anche a livello europeo un cambiamento di strategia profonda. E tutto questo cosa significa? Significa che o noi siamo in grado di reagire prontamente e trovare delle risposte in termini politici a livello nazionale ed europeo, oppure subiremo. E questo è un problema economico, ma soprattutto politico. Tante cose. L'Europa, sub impulso certamente anche di quello che ha dichiarato Donald Trump, si accorge che forse in certe politiche, in certe date capestro, in certe spade di Damocle, vedisi case green, vedisi stop al 2035 per la vendita del motore endotermico, forse bisogna rivedere le cose e fare un cambio di passo. Peraltro temi su cui la Lega si batte già da tempo, perorando in questo buon senso. Beh sì, come diceva il Ministro prima, dobbiamo prendere atto anche del fatto che sono le popolazioni europee che hanno iniziato a dare dei segnali molto chiari sul fatto che certe politiche non funzionano. Io l'ho detto anche un mese fa quando abbiamo approvato la legge di bilancio alla Camera, l'Italia, che è sempre stata dipinta come la Calimero d'Europa, a dicembre è stato l'unico paese dei 4 principali paesi europei che ha approvato un bilancio, perché abbiamo avuto la Spagna con una crisi che non ha portato all'approvazione della legge di bilancio perché c'è, diciamo, il ricatto degli indipendentisti catalani sul governo Sanchez, abbiamo la crisi politica in Germania che è stata la principale sponsor delle politiche di cui parlavi, quindi delle politiche green, dello stop al motore endotermico, un'alleanza di governo dove c'erano dentro anche i Verdi, quindi molto marcata in quella direzione, che è andata ovviamente in crisi come compagine di governo. E la Francia sappiamo tutti, no? Cosa è successo? Il gioco d'azzardo di Macron dopo le elezioni europee, che ha portato la Francia al voto anticipato, ha creato una situazione di instabilità politica, per cui anche lì avevamo un paese senza governo nel momento in cui c'era da approvare la legge di bilancio del paese. Quindi l'Italia parte da una posizione di forza e il Parlamento italiano, come giustamente diceva, ha già preso delle posizioni su questi temi e le ha prese su spinta della Lega. Noi siamo stati i primi a porre il tema dell'automotive, a contestare il fatto che queste politiche del Green New Deal, che bloccano la produzione di auto endotermiche al 2035 e che da quest'anno iniziano a far pagare le multe alle aziende produttrici, noi abbiamo sempre detto che avrebbero creato un enorme contraccolpo dal punto di vista lavorativo e sociale.
come diceva Giancarlo, ci dispiace aver avuto ragione. Quando Giancarlo era ministro delle attività produttive, io avevo fatto passare una mozione a mia prima firma sul tema dell'automotive, e in quel caso si erano trovati 8 miliardi, se non sbaglio, quindi la cifra più grande che è stata messa ad aiutare il settore recentemente è stata messa quando c'era un ministro della Lega in quel ministero. Aveva messo 8 miliardi per aiutare il comparto, ma il punto è che avevamo chiesto al governo di prendere una posizione molto forte contro il Green Deal, perché banalmente sapevamo che andando in quella direzione, quindi imponendo di fatto normativamente una transizione che il mercato non vuole, perché questo è il punto. Cioè, se le auto elettriche avessero richiesta di mercato e vincessero sull'auto endotermica perché i consumatori vogliono quell'auto lì, non ci sarebbe nulla da dire. Il problema è che così non è. Nel momento in cui sono finiti gli incentivi per l'auto elettrica, si vede che di auto elettriche non se ne vendono più. E allora il problema è che noi in Europa abbiamo un'imposizione da parte della Commissione su questo tipo di tecnologia, nel nome del principio della riduzione delle emissioni di CO2 e della difesa dell'ambiente. Questione, come abbiamo detto più volte, però è una questione che si pone nel modo sbagliato, perché l'Europa è già il continente più sostenibile nella produzione. Noi contribuiamo per il 7% delle emissioni totali mondiali e quindi non si capisce perché l'Europa debba castrarsi da sola dal punto di vista industriale, perché nel momento in cui tu blocchi la produzione delle auto endotermiche vuol dire che metti in crisi non solo l'industria pesante dell'auto, ma metti in crisi anche tutte le aziende della componentistica, e tra l'altro qua in Piemonte, insomma, siamo la patria di questo tipo di industrie, come in Lombardia e in Veneto, che aziende che non lavorano più per Stellantis, ma che lavorano per i gruppi tedeschi, e c'è, diciamo, una unanime visione sia delle associazioni datoriali sia dei sindacati che hanno sempre detto che andando verso questa transizione imposta noi in Italia avremmo perso 75.000 posti di lavoro, perché l'auto elettrica, non avendo le componenti e essendo le batterie fatte per lo più in Cina, ed essendo queste auto tra l'altro fatte in Cina molto più economicamente sostenibili rispetto a quelle fatte in Europa o negli Stati Uniti, avrebbero comportato questa crisi sociale. E queste non erano previsioni però allarmistiche. Quando vediamo gli operai fuori dai cancelli di Mirafiori o li vediamo fuori dai cancelli della Volkswagen, purtroppo questo ci conferma che avevamo ragione noi. E allora forse credo che l'Europa dovrebbe ragionare sul fatto che bisogna fare un passo indietro su questa deriva ideologica e tornare a mettere al primo posto il lavoro, i diritti sociali e non l'ideologia. Anche perché poi quando escono notizie come quelle di ieri, dove viene fuori che la Commissione europea ha usato i soldi dei contribuenti europei per foraggiare i movimenti green, i movimenti pro ambiente, per sostenere questa deriva ideologica, beh, allora qualche sospetto che in realtà qui non si stia facendo l'interesse dell'ambiente, ma stia facendo l'interesse di quei gruppi industriali che sulla riconversione stanno facendo i soldi, viene. E non è un sospetto, è una evidente realtà. Questione delle case green, anche qua noi siamo stati i primi nel 23 a presentare una mozione in Parlamento a mia prima firma, come quella sull'automotive, nel marzo del 23, dove avevamo chiesto al governo di chiedere maggiore flessibilità all'Europa su questa direttiva, perché è vero che sono stati, diciamo, cambiati alcuni degli aspetti più invasivi. Inizialmente nella prima stesura era previsto che addirittura se una casa non era energicamente adeguata alle classi più alte non potesse essere venduta, non potesse essere locata. Questo non c'è più, però ci sono comunque delle prescrizioni molto stringenti e c'è la stessa ideologia dell'auto. Cioè anche lì si dice che da quest'anno non si possono più incentivare le caldaie a gas, nonostante la tecnologia permetterebbe di avere caldaie a gas che riducono le emissioni, che inquinano poco, esattamente come sulle auto usando i biodiesel, in cui l'Italia è leader, potremmo inquinare poco senza andare a mandare a ramengo tutta la filiera industriale di cui parlavo prima. Ora, sulle case c'è la stessa ideologia, si vuole imporre la tecnologia delle pompe di calore, quindi anche qui l'elettrico, smantellare l'utilizzo del gas, del combustibile fossile, ed è previsto che il patrimonio immobiliare italiano debba essere adeguato di 2 classi energetiche entro il 2030. Ora, voi sapete quanto è costato il super bonus? Poi ce lo può dire Giancarlo meglio di quello che posso dire io, ma siamo sui 200 miliardi circa per andare a mettere a posto circa il 4% del patrimonio immobiliare. Ecco, voi pensate che le case che sono nella fascia più bassa, quindi in fascia G, che dovrebbero essere portate a fascia E, sono circa il 15% degli immobili in Italia, pensate quanto si dovrebbe spendere per adempiere a questa direttiva. E anche se la sanzione poi non sarà diretta al padrone di casa o al locatario, la sanzione sarà allo Stato, all'Italia, perché violando la direttiva la Commissione europea ci darà delle sanzioni e quindi in qualche modo poi lo Stato dovrà rivalersi sui proprietari. Allora, quando noi diciamo attenzione che anche la questione delle case green è
un attacco al bene rifugio per eccellenza del risparmiatore italiani, che è la casa, non è che lo diciamo per fare della demagogia, come dice Bonelli, è la verità. È la verità, perché anche qua, quando dall'alto si vuole imporre di fare dei lavori senza prevedere risorse pubbliche per farlo, ma prevedendo quindi di fatto che siano i proprietari di casa o chi abita nelle case a dover mettere mano al portafoglio per andare dietro all'ideologia green, beh, c'è un problema sociale enorme. Quindi noi abbiamo sempre fatto una battaglia che non era contro l'ambiente, noi abbiamo sempre fatto una battaglia che era per i lavoratori, per le persone, per le famiglie, per i risparmiatori. E come diceva Giancarlo, il fatto che Trump sia il primo ad attaccare frontalmente il Green Deal, abbia ritirato gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, ci fa sperare che forse l'Europa non sia così ottusa da continuare da sola in questa direzione suicida, ma che segua Trump e abbia un ripensamento su queste politiche, mettendo al centro il lavoro e la produzione. Grazie Presidente Molinari. Presidente Bagnai, a seguito di questa disamina completa e doviziosissima, verrebbe da chiedersi: ma che cosa ha animato il legislatore europeo per pensare di partorire provvedimenti di questo tipo che, come ci spiegava Molinari, di primo acchito sembrano andare a vantaggio non certo dell'Occidente, forse un po' più a est, forse a vantaggio della Cina? Grazie grazie per l'invito, grazie per la domanda che ha anche in sé la risposta, così almeno il mio lavoro sarà più facile. Ma è forse un po' più complicata di così. Se noi vediamo quando è iniziata la spinta verso il verde nelle sedi europee, è iniziata quando gli Stati Uniti hanno reagito con lo scandalo Dieselgate a modo loro, quindi ponendo delle barriere non di prezzo all'esorbitante surplus commerciale tedesco. È un film già visto, è il film che quelli che sono un po' più grandicelli, insomma, nati e scolarizzati nel secolo scorso come me, si ricordano con il Giappone, no? Quindi è successo alle Volkswagen quello che successe all'epoca alle Toyota. Lì il meccanismo di correzione fu realizzato attraverso gli accordi del Plaza, sostanzialmente misero i giapponesi in una stanza e con un po' di, diciamo, di waterboarding li convinsero a rivalutare. Questo è quello che successe. In questo caso la rivalutazione è avvenuta attraverso questo tipo di barriera non di prezzo. Improvvisamente si sono accorti che i diesel inquinavano, è partita una grande campagna di stampa e questo ha determinato una correzione del surplus tedesco, ha comportato un anno e mezzo, 2 anni dopo, quel processo di, come dire, declino dell'indice della produzione industriale tedesca, che non risale alla guerra, non risale alla pandemia, ma risale almeno 2 o 3 anni prima, e ha determinato il legittimo da parte loro desiderio dei nostri, diciamo, compagni di avventura europea tedeschi di riconvertire la loro industria manifatturiera al verde, possibilmente anche un po' coi soldi nostri, perché ci possiamo dire che tutto sommato questo è. Ora, in questo quadro sicuramente c'è una cosa da esplorare. Il fatto, diciamo, abbastanza inquietante cui alludeva prima il presidente Molinari, cioè della commissione che finanzia i lobbisti però non vorrei così mostrificare troppo la commissione. Certo è che in un contesto in cui noi, vi faccio vedere alcune contraddizioni che vedete benissimo anche voi. Noi, diciamo così, siamo inseriti nell'Alleanza Atlantica, siamo un paese atlantico da decenni. È abbastanza strano che ci andiamo a mettere in mano a una tecnologia che è interamente controllata da un paese che almeno in teoria è l'antagonista degli Stati Uniti. Poi sicuramente, per esempio Giancarlo, che ha letture storiche molto più sfaccettate delle mie, non è così bianco, nero, giallo, rosso, però insomma, diciamo, la tensione è quella. E questo è senz'altro un primo pezzo di problema, diciamo, geopolitico. E poi mi sembra che si sia ignorato un pezzo di problema fisico, cioè la transizione energetica non è, diciamo, il passaggio da un mondo sporco a un mondo pulito. Questo, con tutto il rispetto per gli elettori di altre forze politiche, però penso che, diciamo, i nostri non lo credano, capiscano invece che è una cosa diversa.
è un passaggio da una classe di materie prime scarse, diciamo i combustibili fossili, a un'altra classe di materie prime altrettanto scarse, che sono sostanzialmente i metalli e i minerali, tutti quelli che servono per produrre i pannelli, con un impatto ambientale che non è minore se fai una cosa, consideri il ciclo di vita del prodotto. E qui abbiamo anche importantissimi aziendalisti che ci potrebbero confortare, come il professor Miglietta, in questo tipo di approccio. Quindi anche da come ce la raccontano questa cosa, deve suscitare, effettivamente suscita, dovrebbe suscitare in tutti un certo allarme. Diciamo che la Lega ha dimostrato anche in questo di avere un certo orecchio musicale, nel senso che appunto, come ricordavano sia il ministro che il mio capo, il capogruppo Molinari, di cui sono fieramente vice, ha imbracciato certe battaglie prima. Concludo con una provocazione del seguente tipo. Per certi versi, sta storia della rivoluzione green è un po' un film già visto, che è il film dell'austerità. Vi spiego brevemente cosa voglio dire. Quando siamo partiti con le politiche di austerità, la Lega ha detto, dentro le aule parlamentari e fuori c'ero io, che ancora non ero della Lega, ma poi evidentemente dicendo le stesse cose ci siamo dovuti incontrare, che quelle politiche erano errate. E a me succedeva di girare per l'Europa. Allora andavo in Europa e mi dicevano, beh sì, hai ragione, queste politiche sono troppo rigorose, ma sai, se non facciamo così i mercati... Andavo dai mercati, andavo a Londra, ma a Bruxelles sono matti, noi vi incoraggeremmo a fare politiche espansive, ma poi a Bruxelles se violate il patto di stabilità, quindi ognuno dava la colpa all'altro. Questa cosa del green non credo che sia nata esclusivamente nella mente malata di un burocrate di Bruxelles. Secondo me è nata anche perché ci sono certe aziende che hanno pensato che i consumatori sarebbero stati costretti a aggiornare tutto il loro parco, per esempio macchine. Quindi prendiamola dal punto di vista dell'automotive. Che cos'è la transizione verde se non un'immensa rottamazione dove tutti indiscriminatamente devono comprare un'auto nuova che, figata per chi la produce, costa più della vecchia? Bellissimo. Problema, diciamo, la differenza chi ce la mette? Il mercato. E però fra questo desiderio e la sua realizzazione c'è il miglior ministro, un ministro dell'economia che il mondo ci invidia. Cosa voglio dire con questo, scherzando con Giancarlo? Che questa è, che ci viene proposta un'economia di sussidio che paradossalmente ci viene proposta da quegli stessi stakeholder che ci chiedono il rigore fiscale, no? Perché se noi sentiamo le grandi, diciamo, le grandi associazioni di categoria rimproverano lo Stato di essere spendaccione, ma rimproverano anche lo Stato perché non le sussidia. E quindi a questo punto, scusatemi, sono un po' provocatorio, un po' semplifico, però questa dialettica esiste e bisogna arrivare a un momento della verità. Ora, Trump non è la soluzione dei nostri problemi, il disvelamento, l'apocalipsis, così finalmente appare la verità o appare la bestia, insomma, a seconda di come uno la vede. Però da un certo punto di vista è un momento della verità, è uno stress test importante per, come dire, vedere se questo meccanismo anche e questo assetto istituzionale ci riesce a riportare su posizioni di buon senso. Peraltro, a scanso di equivoci, ultima battuta e chiudo. Non è la Lega che insegue Trump, è Trump che insegue la Lega. Noi di rivoluzione del buonsenso parlavamo nel 2018, questo deve essere chiaro. Grazie professor Bagnai. Cogliamo l'input, professor Gozzi, vengo a lei come presidente di Federacciai, naturalmente lei rappresenta un settore fortemente energivoro. Come la vede? Come si può conciliare la sostenibilità e la transizione energetica con la tutela dell'ambiente fatta salva, su cui tutti siamo d'accordo, ma che non vada a ledere anche la sostenibilità economica e sociale poi dei provvedimenti che vengono intrapresi e di conseguenza, come ci diceva Molinari, sia rispettoso del lavoro e delle specificità dei territori. Buonasera, grazie dell'invito che ho accolto con piacere. Beh, intanto diciamo che la siderurgia italiana è la siderurgia più decarbonizzata del mondo, perché non c'è nessuna nazione al mondo che produce più dell'80% d'acciaio da forno elettrico e quindi sostanzialmente sullo scopo 1, cioè sulle emissioni dirette di CO2, praticamente a zero.
È una bella storia di impresa italiana, perché questa roba qui, cioè i forni elettrici nelle valli prealpine, nascono da una storia di bisogno. I siderurgici del dopoguerra italiano non avevano i soldi per fare gli altiforni. Era un livello di capex così elevato che era fuori dalla portata di questi signori. C'era tanto rottame, perché siamo in un dopoguerra e quindi c'era tanto rottame a disposizione. C'era l'idroelettrico delle valli prealpine. E questi signori, con un tipico esempio di creatività spinta dal bisogno, si sono inventati sta macchina di produzione d'acciaio a basso livello di capex, cioè di investimenti. Loro, prima che Greta Thunberg venisse al mondo, avevano costruito la più grande macchina di economia circolare d'Europa, una macchina industriale totalmente decarbonizzata perché utilizzava l'energia elettrica delle valli prealpine. Perché faccio questo discorso? Tanto per dire che quando parliamo di industria italiana, anche io sono allergico al piagnisteo, anche perché il piagnisteo non serve a niente. Non è che io neghi che in questo momento l'automotive è in difficoltà, ci sono i 75.000 in pericolo, il sistema moda anche perché non ci sono più i russi e i cinesi che comprano, perché uno per una ragione e l'altro perché se li fanno da soli, si fanno da soli la moda. Però noi dobbiamo ricordarci sempre che il modello industriale italiano, la struttura industriale italiana è guardata, guardate, torno da trilaterali a Parigi con i tedeschi e con i francesi che sono in crisi per la loro crisi interna, ma finalmente individuano nel sistema industriale italiano il sistema industriale italiano più vitale d'Europa. Perché? Perché è il più diversificato, quindi se in Germania va in crisi l'automotive e la chimica crolla tutto e noi invece abbiamo una diversificazione settoriale che compensa gli alti e i bassi, un intreccio straordinario tra famiglie, imprese, territori che abbiamo solo noi. Ci sono posti in cui si sviluppano dei distretti industriali che non hanno uguali al mondo, perché in nessun'altra parte del mondo in quei posti lì si sviluppa industria. Allora questo noi lo dobbiamo ricordare perché siamo i quarti esportatori del mondo. E anche il 2024, che è stato un anno non brillante come i 2 anni precedenti, conferma questa capacità. In assenza di svalutazioni competitive della moneta, che non esistono più, essere i quarti esportatori del mondo significa vantaggio competitivo puro. Allora, che cosa dobbiamo fare? Tanto dobbiamo cambiare la narrazione. Gli interventi che mi hanno preceduto sono tutti su questa lunghezza d'onda. Cioè una capacità di cambiare narrazione e di uscire da un mainstream che si dimostra fallimentare, no? Cioè, poi vi racconto, chiudendo, vado a Bruxelles perché ho la delega dell'autonomia strategica e della competitività e quindi mi confronto con le strutture della Commissione. E poi vi racconto l'episodio ultimo perché, a proposito di narrazione, perché è chiarificatore. Però, dicevo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire le sorgenti e le origini del vantaggio competitivo del sistema industriale italiano, perché non abbiamo neanche noi chiarissimo le sorgenti e le origini del vantaggio competitivo, perché oggi quel vantaggio competitivo c'è, ma non è detto che sia eterno. E quindi noi quelle sorgenti le dobbiamo difendere con le unghie e coi denti. Dobbiamo avere chiaramente, e ci stiamo lavorando, io sto mettendo a lavorare la LUIS, il Centro Studi di Confindustria, per capire di più, ecco, perché siamo i quarti del mondo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia in questo momento. Chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli.
Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo, olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario, che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu è sempre a gala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In termini di esportazione. E poi dobbiamo impostare un ragionamento che, proprio perché il sistema industriale italiano è il più vitale d'Europa, ci consente in Europa di dire la nostra. Noi in questo momento, io per esempio ho detto a quelli che hanno lavorato al rapporto Draghi, è giusto occuparsi di competitività. Ma perché non siete venuti a vedere un po', dovendo dire all'Europa cosa bisogna fare per essere competitivi? Perché non vi siete occupati anche della competitività che l'Italia ha? Perché forse noi possiamo insegnare qualcosa all'Europa. Episodio sulla narrazione. Ero la settimana scorsa a Bruxelles, la struttura di Confindustria di Bruxelles mi organizza un incontro con un certo Van den Berghe, che è il direttore generale della DG Clima. È stato con la von der Leyen, al gabinetto della von der Leyen nella legislatura precedente, ed oggi un olandese è lì. Persona gentile, intelligente, simpatica, monolitica. Monolitica. Io faccio un ragionamento sulle preoccupazioni che derivano dall'iperregolamentazione europea, da una decarbonizzazione che rischia di diventare desertificazione, in un deserto di verde non c'è proprio niente. Cioè faccio la mia parte, dicendo in 20 anni abbiamo perso 1/3 del PIL, la prima impresa europea nel ranking internazionale è la 25esima, Total, ed è un'impresa di idrocarburi. Avevamo il mercato più ricco e più grande d'Europa, del mondo, e non l'abbiamo sfruttato. Abbiamo avuto 20 anni di tassi di interesse bassi che avrebbero consentito investimenti in ricerca e sviluppo a costo zero, e invece siamo indietro su tutti i settori. Forse c'è qualcosa che non è andato. E lui reagisce molto gentilmente dicendo: guardi, questa è una narrazione sbagliata. Le cose in Europa vanno benissimo, e noi abbiamo elaborato una serie di indici che dimostrano che le cose in Europa vanno bene. Perché vi dico questa riflessione? Perché la politica oggi ha una svolta in Europa. C'è un Everest in invernale da scalare, che è la cultura che io definisco mainstream della tecnostruttura europea. Perché poi i commissari dicono la loro, ma i capi di gabinetto e i direttori generali della Commissione hanno un potere senza... E se si vede, e chiudo, cosa sta succedendo in queste ore, nel momento in cui esce un documento dei popolari europei riuniti a Berlino che dice determinate cose sulle multe all'automotive, che dice determinate cose sull'iperregolamentazione, e la von der Leyen esce dicendo: esce l'omnibus, questo provvedimento omnibus, che dovrebbe semplificare moltissimo. Parte un documento che non so se hai visto, dei gruppi socialisti al Parlamento europeo e di tutte le ONG, che intimano alla von der Leyen di non toccare niente, né del CBAM né del DTS, cioè l'omnibus deve essere la conferma del mainstream. Io non so se regge questa commissione, se vi devo fare una previsione penso proprio di no, ma potrebbe essere un altro di quegli shock come l'arrivo di Trump che forse danno una capacità di vedere una luce in fondo al tunnel.
Grazie professor Gozzi. Il caso di dire bisogna che tutto cambi perché tutto resti come prima, ma in questo caso no, non deve restare come prima, altrimenti, come dice lei, rischiamo di trovarci in un deserto dove di verde no, se non l'idea, come dire, non sans di partenza che ha animato tutto questo. Restiamo sul tema dell'energia, cotè provvedimenti che si possono prendere a favore di noi tutti, perché poi l'economia vera è quella che ci rammentava prima il ministro, quella che si fa fra la gente e per la gente. Quindi, presidente Gusmeroli, in questo momento lei si sta battendo per tutelare i risparmi degli utenti italiani, per tutelare i risparmi per quanto concerne la bolletta della luce, a favore specialmente di quelle categorie più deboli, cosiddetti vulnerabili. Ce ne può parlare meglio, Presidente? Sì, intanto ringrazio tutti i relatori, gli ospiti e ringrazio Manuela Panzeri, Antonella Celenza e Desiree Milan e Lorenzo Villella e Fiorella Costa, più tutti quelli degli vari staff che hanno aiutato a fare questa serata. Una serata che facevamo fino al 2019 ogni anno. Non l'abbiamo più fatto, abbiamo ripreso quest'anno e mi ricordo nel 2018 quando il ministro Giorgetti diventò sottosegretario alla presidenza del Consiglio, io gli dissi, ci conosciamo credo da 30 anni circa, e gli dissi: ma lei adesso sei sottosegretario, non vieni più ad Arona a fare la serata sull'economia in modo semplice, bello che insomma sentite delle persone che si fanno capire su temi complessi, molto complessi. E lui mi dice: assolutamente verrò anche se diventassi ministro dell'economia. Nel 2018. Adesso magari da parte glielo chiedo e gli dico, ma mi dice anche se diventassi Presidente della Repubblica, vedremo. Detto questo, vorrei dire che solo un inciso. In Europa il tema vero alla fine è il buonsenso. Io adesso 2 mesi fa, ormai 3 mesi fa, ho fatto l'audizione amministratore delegato Tavares e cioè 2 cose sostanzialmente hanno unito tutti. Uno, una cosa che diciamo noi della Lega da più di un anno, se non oltre, cioè è assurdo dare delle multe e ovviamente quando uno sta per ricevere una multa di alcuni miliardi, che cosa fa? Cerca di difendersi. E la difesa qual è? È quella che se prendi la multa, se non riesci a produrre, se non vendi tot di elettrico, diminuisci l'endotermico e quindi cerchi di evitare la multa e il danno è sui lavoratori, sugli stabilimenti, eccetera, sulle piattaforme industriali. Adesso vedremo, a breve audirò in commissione il presidente Elkann e giustamente vedremo anche quali saranno gli scenari su un settore, l'automotive, che ci riguarda tutti, riguarda l'Italia, ma riguarda anche l'Europa e riguarda in generale l'America, temi che faranno la differenza nei prossimi anni. Ma la seconda cosa che univa tutti è che si sono fatte, cioè un'Europa ha fatto una scelta diciamo univoca sull'elettrico il 2035 senza nessuno studio costi-benefici e sulle conseguenze. Cioè immaginatevi una normalissima famiglia che decide di prendere la casa senza sapere se potrà pagarla. Cioè, voglio dire, è per certi aspetti stupefacente. Quindi tutte le cose che ha detto giustamente il presidente Molinari, ma anche Giancarlo e anche Alberto, ma direi anche il professor Gozzi, alla fine basterebbe utilizzare il buon senso. Tornando alla domanda, allora qui abbiamo un tema che è il costo dell'energia che riguarda le imprese, prima di tutto,
Perché? Perché incide sulla competitività delle imprese. E questo è un aspetto non secondario. Ci dobbiamo porre il tema del mix energetico. Allora, in certi casi, questo nostro paese è il top dell'eccellenza per le piccole e medie imprese, sul Made in Italy, cioè ci invidiano tutti e forse noi dobbiamo a volte essere più orgogliosi di noi stessi, perché abbiamo la tendenza a non esserlo, quando invece, proprio perché siamo il quarto paese esportatore, siamo nel G7 con tutte le nostre criticità, burocrazie, complicazioni, riusciamo a essere nel G7. Beh, allora questo paese ha delle stranezze, cioè c'è il tema del nucleare, ma noi non lo affrontiamo, neanche ne vogliamo parlare, ma in Francia, in Svizzera ci abbiamo le centrali. Ci abbiamo il tema del gas e tutto il gas in Adriatico glielo facciamo prendere alla Croazia. Ci abbiamo il tema del petrolio, andiamo a prenderlo chissà dove e ce l'avremo pure noi. Cioè, però alla fine ricordiamoci questo, che se le imprese non sono competitive, poi perdiamo produzioni industriali, perdiamo settori, perdiamo occupazione, quindi dobbiamo lavorare su quello che è una progettualità, non a breve. Questo è un paese brillantissimo, capacissimo a lavorare sullo straordinario. Deve cominciare a lavorare sulle visioni a medio-lungo termine, lavorare sull'ordinario, che non sempre è facile, non sempre è di tutti. Tema delle imprese, quindi c'è un tema di competitività. Il costo dell'energia è più alto e quindi di altri paesi, e quindi le imprese sono eccezionali. Le imprese, qui noi abbiamo un parterre dove ci sono le grandi imprese elettriche, in prima fila Eni, Enel, Ferrovie, Ansaldo, eccetera. Siamo eccezionali, però pensiamo cosa saremmo se avessimo un costo di energia per le nostre imprese, per le nostre piccole e medie imprese, molto più basso. Poi c'è il tema delle famiglie. Allora, si investe sulle rinnovabili, giustissimo, tutti vogliamo rinnovabili, tutti vogliamo decarbonizzare, eccetera. Però sono due le cose che si fanno pochissimo. Uno è ridurre i consumi, sprecare meno. Sprecare meno, guardate che noi sprechiamo tantissimo. Con il ministro Giorgetti, manovra finanziaria, e io so quanto abbiamo in qualche modo, tra virgolette, patito insieme per trovare, lui ha trovato delle risorse in un bilancio difficilissimo. La grande bravura del ministro è aver tenuto insieme un debito pubblico di 3.000 miliardi, quindi la finanza pubblica, i mercati, quello che ti dice Bruxelles, la crescita economica, perché se questo paese non fa crescita non tiene in piedi il debito pubblico. Quindi questa è la grande bravura del Ministro dell'Economia, che dobbiamo riconoscergli tutti perché noi abbiamo un patrimonio di risparmi enorme. Quindi un Ministro dell'Economia che tiene in equilibrio cose difficilissime da tenere in equilibrio deve riceverne 3 di premi. Ma il tema degli sprechi, quindi dicevo, con grandi difficoltà siamo riusciti a varare una norma che è banalissima, il bonus elettrodomestici, in cui sostanzialmente si mette insieme le giuste necessità delle imprese, che è quello di avere produzione, avere anche incentivi sulla produzione dove si può risparmiare energia. Quindi bonus elettrodomestici, una cosa banalissima, ma che in questo paese dove si spreca tantissimo, quindi l'incentivo per cambiare i 3 elettrodomestici di base fa risparmiare la famiglia il 30% dell'energia. 30% di energia, se il paniere elettrico per il 70% è da fonti fossili,
è minore inquinamento. Quindi risparmio di energia delle famiglie, minore inquinamento, le aziende lavorano. Le aziende del riciclo, ecco che noi non ci vantiamo mai molto, ma come italiani dobbiamo cominciare a essere un po' più orgogliosi. Noi siamo leader in Europa nel riciclo di qualsiasi cosa. Per gli imballaggi superiamo il 70% e abbiamo già raggiunto gli obiettivi 2030. Quindi su questo aspetto dobbiamo lavorare di più. E abbiamo varato insieme questa normettina che dal 1° marzo darà i suoi esiti, quindi la gente riuscirà a cambiarsi questi elettrodomestici e risparmiare energia. Poi però bisogna anche applicare due ultime cose. Uno, bisogna che i mercati dell'energia diventino più concorrenziali, molto più concorrenziali. Perché? Perché la cessazione del mercato tutelato, che doveva portare al mercato libero e avere un mercato concorrenziale, alla fine noi abbiamo nel mercato dell'energia, incredibilmente, qua c'è un consigliere di ARERA, dell'autorità quindi i dati sono quelli di ARERA. Noi in questo momento nel mercato della luce abbiamo un mercato libero che costa di più, un mercato tutelato in cui ci sono gli over 75, i fragili diversamente abili, che costa meno del mercato libero, e un mercato tutele graduali dove ci sono i non vulnerabili che costa ancora meno. Con la politica ci ha messo del suo, cioè ha detto almeno quelli che dobbiamo tutelare, perché la politica deve tutelare le fasce deboli, cerchiamo di mandarle nel mercato che costa meno. Noi la possibilità gliel'abbiamo data, probabilmente con un emendamento della Lega in cui si dice tutti gli 11 milioni di vulnerabili possono andare nel mercato che costa meno, hanno tempo fino al 30 giugno. Probabilmente non ci riusciremo, perché fargli fare una domanda via internet, una cosa, l'altra e l'altra, sarà difficoltosissimo. Però il fondo non è tanto quanto riusciremo a spostare questi 11 milioni e fargli risparmiare energia, la bolletta elettrica, che è già una gran cosa, ma l'importante è che i mercati concorrenziali siano veramente concorrenziali. Il mercato della luce, per certi aspetti anche quello del gas, devono essere più concorrenziali, e farebbe bene anche alle società dell'energia essere più concorrenziali. Ecco, lì dobbiamo andare, quindi ci lavoreremo, ci stiamo lavorando, e farà bene a tutti, tra cui soprattutto alle persone più indifese, che la politica deve difendere di più. Grazie al Presidente Gusmeroli. Ci diceva il costo dell'energia, chiaramente uno dei problemi che incide sulla competitività delle imprese. Presidente Granelli, dalla guida di Confartigianato, comunque voi avete più volte rilevato come per voi una delle criticità attuali sia il famoso mismatch occupazionale, cioè le imprese hanno necessità di posti di lavoro che poi nella pratica non trovate professionalità in grado di supplire alle vostre richieste. Ce ne può parlare in maniera più approfondita, anche perché la cosa si matcha bene su tutti i provvedimenti a sostegno della formazione, del potenziamento soprattutto della formazione per quanto concerne per esempio l'ITS Academy per il Made in Italy, rispetto al quale voi come Confartigianato chiaramente siete molto interessati. Sì. Grazie, intanto ringrazio per questo invito, buonasera a tutti. Io Arona la conoscevo già prima di arrivare qua, perché avere un ambasciatore come il sindaco onorevole Gusmeroli, seguire passo passo e conoscere questa bellissima cittadina. Il problema del lavoro per noi è un tema centrale, quindi per noi artigiani, per noi imprenditori, diciamo che trattiamo degli argomenti quotidianamente che riguardano ambiti ormai di ordinaria difficoltà, li definisco io. Credito, fisco, burocrazia,
ormai siamo allenati a tutte queste competizioni, ma siamo gente diciamo che mettono sempre in campo tutti i giorni le migliori energie per poter fare sempre meglio le cose. Ma devo dire che a tutte le attitudini io ho la fortuna durante questo servizio, lo definisco così, di rappresentanza di tanti artigiani dal nord al sud. Quello che tutto mi vanno sottolineando da qualche tempo a questa parte è proprio la difficoltà di trovare dei lavoratori. Quindi paradossalmente in mezzo a questa quotidianità il lavoro oggi c'è, mancano le figure, mancano oggi le persone che vengono da noi a lavorare. E credo che ci siano dati molto eloquenti, io non voglio dare tanti numeri, però credo che sia bene ricordarlo. Nel 2023 risalgono questi dati che il nostro ufficio studi ha verificato. Il totale mondo imprese italiano parlava di 5 milioni e mezzo di richieste di lavoratori in tutti i settori. C'è stata una difficoltà, quindi un difficile reperimento di 2 milioni e 700 mila. Ricondotto poi questo numero alle piccole imprese, per dire anche qui siamo sui 3 milioni di lavoratori che vengono impiegati, aziende, quando parliamo di piccole imprese, io uso un parametro europeo, quindi fino a 50 addetti, 1 milione e 700 mila di difficile reperimento. Questo credo che abbia intanto delle motivazioni, credo che conoscono tutti, riferite a quella che è la glaciazione demografica. Ci sono effettivamente meno giovani, quindi ci sono più difficoltà anche per questo motivo di cui si parla poco, però anche questa è una ragione. Ma al di là di tutto, oggi mancano lavoratori oggi in ambiti tradizionali, quindi parliamo dell'edilizia, vengo da questo settore, il settore delle costruzioni, muratori, falegnami, idraulici, sanamentisti. Oggi è difficile trovarsi. Mancano anche delle competenze legate a questa digitalizzazione, quindi oggi parliamo tanto di transizione, però anche qui c'è una carenza. Qui un numero eloquente, anche qui uscito dal centro studi, 262.000 figure necessarie oggi ad avere queste competenze legate a intelligenza artificiale, big data, tutte queste nuove materie che ormai fanno parte del lessico comune, non hanno oggi questi lavoratori. Quindi il tema oggi, un tema centrale, è il tema di questo mismatch che c'è fra la scuola e il mondo del lavoro. Se ne parla poco. Io credo che questo problema sia anche molto legato a una cultura che da 40 anni nelle scuole non si insegna più la cultura del lavoro. Per cui quando mi capita molto banalmente di incontrare oggi delle famiglie che mi presentano i nipoti o i figli, quando mi dicono guarda ti presento mio figlio, ha fatto il liceo, fa l'università, quindi l'orgoglio di famiglia. Quando ti debbono dire l'altro fa il tecnico, va alle professionali, è quello che viene un po' meno bene. Quindi per dire che già questa cosa, di cui ripeto si sottolinea poco, ha creato oggi nella famiglia, quindi nei figli, che se tu fai quest'altro lavoro manuale, e anche qui dico c'è un problema anche di interpretazione di questa errata parola, perché non è che esiste il lavoro manuale rispetto a quello impropriamente intellettuale, come se oggi uno usasse per dire la mano e non usasse il cervello. Quindi anche quella è una cosa che ha fatto danni che oggi è difficile poter recuperare. Tanto è vero, do l'ultimo dato, che in Italia il 60% dei ragazzi alla fine del percorso della scuola dell'obbligo scelgono il percorso liceale, però abbiamo il più basso numero di laureati d'Europa, quindi il problema vuol dire che c'è. Quindi questo è il dato più evidente e più eloquente su cui dovrebbe agire. E dovremmo anche recuperare, io ho un'azienda, si presentano tanti ragazzi che mi dicono io ho fatto il liceo, però non so fare niente, in un'azienda di costruzioni, per cui tecnici abbiamo bisogno. Non hanno competenze tecniche e sono già falliti a 20 anni, 19. Quindi un problema che bisogna porsi e anche intercettare e trovare il modo di riqualificare questi ragazzi che debbano avere qualche altra opportunità, perché probabilmente sono usciti da questa famiglia che aveva messo questi valori avanti. Questo è un tema, però il tema più importante è quello anche di poter implementare. Il ministro Valditara ha cominciato, credo, in questo lavoro importante, quindi ha fatto questa riforma, questo 4+2, no? Che consente anche di accorciare oggi i tempi del diploma, di poter accedere all'università. Gli ITS vanno bene, vanno benissimo, però noi abbiamo bisogno anche di figure di quelle che dicevo prima, cioè queste professionalità, tornitori, fresatori, muratori, gente che oggi possa venire in azienda con anche una dignità che gli venga riconosciuta. Io vedo che questo, per esempio,
in certe regioni d'Italia, in certe province è fatto bene. Parlo dell'Alta Italia, parlo per esempio di Bolzano, sono stato a vedere qualche realtà, lì probabilmente hanno anche risorse che consentono, però fanno anche dei percorsi dove il pubblico gratifica anche il giovane, fanno queste World Skills, queste Olimpiadi dei lavori, dove viene una grande festa nazionale, dove i ragazzi giovani vengono riconosciuti per queste capacità manuali. E poi voglio sottolineare che il fatto economico, oggi bisogna tener conto che a un ragazzo che vuole farsi una famiglia, vuole comprare un appartamento, vuole avere una vita che dia anche un po' soddisfazione dal punto di vista economico, io dico, credo che non si debba parlare oggi qua, no, di reddito di cittadinanza. Oggi occorre il lavoro di cittadinanza, no? Quindi credo che qui ci sia la possibilità invece di implementare sempre di più questo rapporto fra istituti tecnici professionali e imprenditori. Noi lo facciamo, come organizzazione, come Confartigianato, ci siamo posti questo problema di fare conoscere oggi ai giovani quanta possibilità c'è, nonostante la fatica, il tribolare che tutti i giorni, anche nelle nostre aziende, chiaramente le ore non si contano, però c'è possibilità oggi anche qui di realizzarsi e dobbiamo comunicarlo, quindi è un compito nostro di poterlo fare, lo facciamo con iniziative con tutte le scuole. Abbiamo ingaggiato anche un influencer, dico questo e poi chiudo, perché vogliamo connetterci con questi giovani, perché il Censis con uno studio ci ha detto tanti giovani oggi vogliono venire a lavorare da voi, sono interessati, però vi conoscono poco e quindi il nostro compito è di trovare un link, una connessione con questi ragazzi. L'abbiamo fatto con questo progetto, l'artigianato che ci piace, abbiamo ingaggiato, non dico un matto, no, è una persona autorevole, è un professore di fisica, Vincenzo Schettini, quindi questo propone e parla ai giovani con un linguaggio tale per cui noi ci auguriamo che partendo da questo progetto, ma non solo, ne cito solo questo, ma su tutto il territorio nazionale dobbiamo fare di più, perché credo che oggi l'Italia è un grande paese, ma aggiungo un dato, è il secondo paese comunque manifatturiero d'Europa dopo la Germania e noi siamo leader in settori come l'alimentare, il food, il legno, il mobile, l'arredo, la meccanica, quindi credo che di questo l'artigianato, nonostante tutto, possa dare un contributo importante per questo paese. Grazie. Grazie Presidente Granelli. Artigianato come cultura produttiva d'Italia, non a caso l'ha definito proprio così. Avete ascoltato